Si è svolta la prima pulizia della spiaggia dell'anno 2023 a cura della delegazione regionale Sicilia di Mare Vivo Onlus. I volontari, insieme ad altri volenterosi concittadini, hanno accolto l'invito effettuando la pulizia della spiaggia della Tonnara di Sciacca, raccogliendo ben 45 sacchi di rifiuti corrispondenti a oltre 330 kg. Tale dato è stato calcolato effettuando un campionamento secondo il protocollo dettato da Ocean Conservancy. Da tale studio si è accertato la composizione dei 45 sacchi, 10 sacchi di polistirolo, 10 di plastica, 6 di bottiglie di plastica, 5 indifferenziata, 1 di plastica, solo tappi però, 2 sacchi di vetro e 1 di carta. E poi un materasso, una grossa cima e 4 pneumatici e metalli vari usati. Una composizione che resta costante per questo tratto di spiaggia che ancora una volta ci riporta all'attenzione della grande emergenza del polistirolo che necessita una sostituzione nell'immediato con altro materiale meno sfaldabile e pericoloso per la fauna del mare. Grande è stata la partecipazione dei volontari provenienti da tutta la provincia come Agrigento, Montallegro, Porto Empedocle, Siculiana, Ribera, Santa Margherita del Belice e perfino 2 turisti tedeschi che si sono uniti al gruppo per fare qualcosa di concreto per la città che li sta ospitando. Un grande amore insomma per l'ambiente testimoniato dalla presenza anche di Daniela Pizzuto della struttura della Tonnara di Sciacca che ha supportato logisticamente l'evento. Presenti anche alcuni studenti dell'Istituto Amato Vetrano che quest'anno hanno adottato la spiaggia nell'ambito di un progetto nazionale denominato Adotta una spiaggia. Negli altri mesi gli studenti dell'Istituto Saccense prenderanno insieme a Mare Vivo questo tratto di spiaggia e ne trarranno uno studio scientifico che ha preso il via nella giornata stessa. L'iniziativa ha visto la collaborazione del Comune di Sciacca. Un nuovo anno ha preso anche il via dando buoni propositi fatti alla fine dello scorso anno, volti a una maggiore salvaguardia della costa, conseguentemente del mare. Buoni propositi che Mare Vivo suggerisce anche alle comunità locali, poiché solo con l'impegno di tutti si può cambiare lo stato delle cose.